Questa è una delle tappe di un progetto che si chiama Sherazad, la mia vita appesa ad una storia, ed è un progetto di teatro di cittadinanza. È nato grazie al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni che ci ospita, è nato dalla mia folle mente e da una sinergia di creativi e di persone che credono in quest'idea. Quest'anno il pretesto sono le 1001 notte, pretesto per parlare della nostra città e per invitare il gruppo di cittadini che hanno deciso di intraprendere questa avventura del laboratorio al Teatro Goldoni a riflettere sui cambiamenti della loro città. Ho chiesto al gruppo della sera, il più numeroso, di diventare delle Sherazad e quindi di raccontare storie per salvarsi la vita. Potete farlo anche voi inviandole al Teatro Stabile del Veneto e poi avrete la possibilità di leggere a Radio Vanessa, che è l'ultima radio rimasta in città, e avrete la possibilità poi di venire un giorno a teatro a trovarci e a lavorare con noi. Ho chiesto di riflettere sulla loro città a partire dalle 1001 notte, ma ho chiesto di farlo in maniera particolare, nel senso che i luoghi che abitiamo quest'anno non sono i campi, le strade, le piazze della nostra città come è stato l'anno scorso per Tempesta, ma quest'anno abitiamo con delle performance assai specifiche costruite ad hoc gli hotel della città, proprio perché la riflessione è quella di creare una sinergia tra le persone che questa città la vivono di passaggio, la abitano di passaggio, e le persone invece che la vivono quotidianamente. Quindi l'idea è proprio quella di incontrarsi, perché è proprio che dall'incontro, dalle storie nascono cose incredibili. Quindi oggi state per entrare nell'Olimpo dei sultani che hanno riflettuto sul tema del tradimento, perché come sapete nelle 1001 notte il sultano viene tradito dalle sue mogli e le vuole uccidere. Il tradimento che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è il tradimento del corpo, perché quando cominciano a passare gli anni il nostro corpo alle volte ci fa qualche scherzetto. Quindi oggi vedrete delle persone, dei performer, dei cittadini, delle anime che hanno voglia di condividere uno spazio e un tempo con voi, diventare sultani, e il lavoro che vedete è un lavoro a partire dalle loro autobiografie, per cui è di un'autenticità rara. Finalmente il sogno di una vacanza nell'isola selvaggia di Pantelleria si stava realizzando. Già immaginavo cosa mettere in valigia per le mie serate pantesche. Ho certo il vestitino di voile color del tramonto che avrei abbinato ai sandali rossi appena acquistati che stavano ancora nella scatola. A disturbare il mio stato di grazia, il pensiero che a mia madre non piaceva per niente il mio compagno di viaggio, perché era del sud. Ma dove te lo garancurà? Ma sei deso? Ma te lo sa che quega il sucaro in bocca? Alberto invece, a mio parere, era un bravo ragazzo, solo un po' superstizioso come tutti i napoletani. Una settimana prima della partenza, mentre passeggiavo sopra un marciapiede con una nipotina in braccio, uno stormo di uccelli passò sopra la nostra testa ed Irene alzò le manine pensando di acchiapparli. A questo punto, per mostrarle che volavano troppo alti, fece un grande salto e in un attimo capì che correvamo il rischio di cadere rovinosamente sul cemento. Nell'atterraggio riuscì ad appoggiare saldamente il piede destro, ma per mantenermi in equilibrio fui costretta a piegare completamente verso l'esterno il sinistro. Un dolore lancinante mi fece zoppicare fino a casa. Qualche giorno dopo, poiché il gonfiore non passava, andai dal medico, che mi spedì subito al pronto soccorso dell'ospedale. Qui, fatta la radiografia, il medico di turno mi gelò. Frattura scomposta al quinto metatarso, si fermi qui che domattina l'operiamo. Addio vacanza, addio estate, poiché stetti 30 più 30 giorni col gesso. In autunno, facendo il cambio delle calzature, mi venne tra le mani la scatola coi sandali rossi, comperati per la vacanza. Ma dentro ci trovai solo il sandalo destro, del sinistro nessuna traccia. Alberto ne fu così impressionato da vederci lo zampino di mia madre, nel frattempo scomparsa, e se ne uscì dicendo: «France, chi ste mamma che non me povere?» e decise di troncare con me, poiché riteneva di non avere talismani così potenti da competere con l'aldilà. 26 dicembre 1991. La laguna è ghiacciata ed è un'emozione imperdibile. Fratello e marito organizzano un'uscita in gommone per riprenderla con la cinepresa. Il tempo di calare in acqua la barca e siamo pronti. Mio fratello si mette a poppa, accende il motore, via, si parte.
Pochi minuti e improvviso sento lo schianto, una manovra sbagliata e il gommone implanata al centro dei canali si incastra con la prua contro una bricola. Un attimo. Io volo in avanti, sbattendo contro i pali, perdo i sensi e precipito, con un tonfo nell'acqua gelida. Non riesco a muovermi, sono stordita, il mio corpo diventa pesante, sento l'acqua gelata che sta penetrando nella tuta termica e poi buio, sto andando sotto. Quando mio figlio viene ripescato, tutti insieme riescono a issarmi in barca. Ho un profondo taglio in testa e sanguino da un orecchio. Non reagisco e non rispondo ai richiami. Flash della corsa pazza in ospedale, suono dei clacson e aria fredda sul viso. In pronto soccorso mi riprendo. Il medico mi sutura 10 punti. Ho fatto un trauma cranico facciale, ma trascorsa la notte in osservazione torno a casa. Acqua passata, mi dico. Il mio corpo invece mi tradisce. Il trauma cranico commotivo provoca un ematoma interno, per cui comincio a perdere l'uso di una gamba. Devo essere ricoverata per 1 mese e mezzo in neurologia e per altri 6 ancora in ospedale per fare riabilitazione. Il 21 aprile dello scorso anno, del 2018, improvvisamente ho avuto un ictus, cioè metà parte del mio corpo, tutta la parte destra, si stava addormentando. L'ospedale, sono uscita dopo 5 giorni, fortunatamente senza nessun problema visibile, solo una parestesia nella parte destra del corpo. Quando succede che devo scrivere alcune cose, perché naturalmente la penna la prendo in mano e cerco di scrivere, mi accorgo che è difficilissimo, che non mi riesce più tenere la penna in mano come prima, e quindi mi sono accorta che il mio corpo mi ha tradita. È stato un tradimento inaspettato, improvviso. Va da sé che anche adesso provo questa sensazione nello scrivere di incapacità e frustrazione. Nell'estate del 2010 ero in compagnia di un gruppo di amici abitanti di Spert. Avevamo pranzato a Malgacolo sulla strada per il Pizzoc. Un prato recintato da un basso steccato di legno ci divideva da una bella panca panoramica. Io, con un abile salto da olio cuore, saltai la recinzione e finii nel fango. Non ero riuscito ad alzare la seconda gamba. Per la prima volta dall'adolescenza il corpo mi aveva tradito. Mi ha tradito la mancanza di condivisione, una ferita che potrei guarire solo rapportandomi al mondo esterno. Il tradimento più grande del mio corpo è stata un'artrosi alla spalla. Premetto che sono una nuotatrice ed i medici, tutti, mi hanno proibito di nuotare. È stato un tradimento ed un dispiacere molto grande. Ho disobbedito ai medici e ho ricominciato a nuotare piano piano e ora la spalla non mi fa più male, non mi tradisce più. Era il 1° aprile 2015, spiacevolissimo pesce d'aprile per me. Quel pomeriggio c'era la recita delle mie 2 nipotine alla scuola materna. Per l'occasione avevo indossato un paio di scarpe eleganti con un po' di tacco. Giunta all'altezza del Teatro Italia, il mio piede incontra una pietra sconnessa e la caviglia si piega, facendomi atterrare sul gomito destro che si frantuma con un macabro rumore di ossa rotte. Urgentemente al pronto soccorso, frattura scomposta del capitello radiale. Intervento all'ospedale dell'Angelo. Il giorno dopo la sosta pasquale. Consolazione. Ogni giorno un gruppo di giovani srotola uno striscione con scritto «Forza Adriano, che ce la fai». Domenica 12 luglio 2009, compleanno di mio marito. Di quella giornata ricordo solo fino alle 11:30 circa della mattina. Il resto me lo hanno raccontato. Il 5 settembre si sarebbe sposata nostra nipote, ma a mio marito e a me, orsi come siamo,
Non sorrideva l'idea di partecipare al pranzo di nozze, dove sarebbero intervenute persone che non conoscevamo e di cui ci importava poco. Avevo un po' di mal di testa e questo probabilmente mi suggerì le parole che dissi a mia madre che era tornata da poco dalla messa. Io non ci voglio andare al matrimonio. Quel giorno fingo di avere un attacco di emicrania e me ne resto a casa. Ci avrebbero creduto perché soffro spesso di mal di testa che mi mette fuori combattimento. Quelle parole sono state l'ultima cosa che ricordo di quella giornata. Del resto so solo quello che mio marito mi ha raccontato, poco, perché lui non ne parla volentieri, dato che si era spaventato a morte. Il mal di testa era aumentato e in serata ciò che mi era successo nell'ultimo anno era cancellato, del tutto sparito dalla mia memoria. Per sapere tempestavo mio marito di domande, sempre le stesse, perché scordavo subito le risposte che mi aveva appena dato. Il mattino dopo mi sveglio e mi rendo conto che mi manca un pezzo della mia vita, ma quanto sia lungo questo pezzo non so. Mi chiedo con angoscia se sono rimasta senza memoria per giorni o per anni. Se sono passati anni, penso con dolore che forse i miei genitori non ci sono più. Se ne sono andati senza che io ricordi di averli salutati un'ultima volta. E se sono passati anni, sarò tanto invecchiata che guardandomi allo specchio non mi riconoscerò più? Mio marito sta ancora dormendo, si gira verso di me. È come lo ricordavo, non più vecchio. Apre gli occhi. Come ti senti? Mi è successo qualcosa? Sì, ieri hai perso la memoria. E mi racconta. Il buco nero riguarda solo il giorno precedente dalle 11:30 circa del mattino e quella parte della mia vita, per fortuna, è solo un pezzettino. Non è più tornata, ma tutto il resto è ancora con me. Un pomeriggio di primavera esco per fare degli acquisti. Entro in un negozio e vedo un bel paio di jeans. Vado dalla commessa e le chiedo: c'è la taglia 42? Mi ricordavo di avere quella taglia. Entro nel camerino e no, riesco a malapena a infilare solo una gamba. Il mio corpo mi ha tradita. Il tradimento del mio corpo ha un nomaccio lungo e altisonante, cervico-brachialgia. Alle Ide di marzo, come Giulio Cesare, la mano di un traditore, armata di un affinato pugnale, mi ha colpito alle spalle, nottetempo, affondando la sua sottile lama tra collo e spalla sinistra. A risveglio un dolore acuto, lancinante, persistente, notte e giorno, giorno e notte. E allora lotta al traditore, risonanza, riabilitazione funzionale, correnti diadinamiche, laser terapia, termoforo, riposo. Vi assicuro, una lotta stremante, con il pugnale infilato che alle volte entrava ancora più profondamente, procurandomi fitte più acute che non mi lasciavano tregua. Poi, poco per volta, il pugnale è iniziato a sfilarsi, il dolore si è fatto più sopportabile, ho cominciato a respirare. Anche se ancora molto indolenzita, alla fine sfilerò del tutto il maledetto, ne sono certa. My body.